Quando si aveva 18 anni si pensava al futuro e con questo testo un po' si è evidenziato l'interrogativo di quel periodo, di quell'età. Poi si comincia a girare e Bruno comincia a pensare anche per il futuro, al viaggiare, al vedere il mondo, al gustarlo diventando viandante, e da qui nasce la canzone Il Viandante che Alessandro D'Andrea ora verrà a interpretare, accolto dal vostro applauso, ma soprattutto vorrei un po' specificare che questa interpretazione avrà una caratteristica un po' in modifica dalla lingua italiana alla lingua siciliana. Non è un dialetto, perché ricordiamo che ogni dialetto è una lingua a sé, con delle grammatiche ben precise e molto rappresentative del territorio. Quindi, come per noi qui a Bologna, quando scurai in dialata, scurai proprio con una lingua nostra, in siciliano, avete capito quello che ho detto? Perché non ho visto tanti, siamo io e te credo, pochi ma buoni, vabbè. Mentre lui in Sicilia rappresenta la canzone come l'andiamo ora ad ascoltare, giusto? Allora ti accomodi e ti ascoltiamo insieme in Il Viandante. Tu trovo sempre nero sul riferro muto. Fu amico di poco cristiano, invece mi disgrazio da pena mano. Resto solo di futria, come scialare quando porto l'allegria. Ed uno la mano a cubi la via, si cerca su strada mia, e non m'offendo come mi capita, si sbuttino a me dignità. Canto di strada e tutto tagliari, l'unico che passa di già, con l'occhi di cielo mi dona manuncia. È un sorriso mi fa e penso ai caduti di rameggianti camminanti come me, avvidi non soli non lo so di luna senza niente oh mamma mia. Non mi fermo mai, non posso per vestiti colori e guai. La chitarra preferita, la giacchetta, chi che so corretta, chi che so qua basta. E do la mano a cubi a via, si cerca frustrata mia. E ci mando li grazie a come scusa, e nell'attime amore a trovare. Canto pisciata e mi metto a tagliare l'unico che piangi di già. L'occhi bagnati si dunno la mano e un altro sorriso mi fa. Sono camminanti di strada e manco lo faccio di chi appare i tuoi sogni e la tua fantasia o il stesso tipo mia. Mia
presentazione del viandante che ci ha regalato Alessandro D'Andrea, proprio con quel carattere, quella spinta dove il viandante deve andare. Evviva! Una parola? Naturalmente ho rispettato in pieno il tema, tutto quello che ha raccontato Bruno, ho solo cambiato qualche parola per mantenere la metrica, le rime, come è normale. Grazie a Bruno e grazie a tutti voi. Grazie a voi, gli artisti hanno queste libertà, altrimenti non sarebbero artisti. Certo è che vedere con gli occhi di un bambino il mondo, come poi anche oggi ci accorgeremo grazie a certe canzoni, a certe esecuzioni, a certi giovani artisti, di sicuro è un piacere, anche perché se noi pensiamo, noi tutti, guardiamo nel nostro passato, torniamo indietro quando eravamo bambini e